Eccole bellissime in partenza da Brescia, partenza per un lungo viaggio di andata e ritorno con giro di boa a Roma con l'immancabile passerella in via Veneto. La Mille Miglia incanta mezza Italia al suo passaggio. Queste sono le immagini suggestive riprese sul lago di Garda prima dello straordinario colpo d'occhio dell'arrivo a Verona con il passaggio sempre incantevole di fronte all'arena. La sera ha trovato i piloti e le vetture di questa 90ª Mille Miglia a Vicenza, con un attraversamento in piena notte anche della città di Padova, che non ha mancato di far sentire la sua calorosa accoglienza. Un occhio alle auto, una più bella dell'altra, l'altro alla classifica, perché questa è pur sempre una gara. Ed ecco allora alcuni dei piloti più famosi ed affermati alle prese con un percorso sempre molto sfidante e in ogni caso anche i più forti, un po' per scaramanzia, un po' per modestia, non fanno pronostici. Forse questa mattina ero un po' stanco. Comunque vedremo cosa si può fare, vedremo anche gli altri. Ho sbagliato anch'io come hanno sbagliato anche gli altri, ho sbagliato forse un po' meno, però le prove abbastanza tecniche, non facili, cioè non semplici. La prima corsa è stata fantastica, un problema con la batteria. La seconda è stata lunga e buona e il tempo è perfetto, non piove. Tra le star dell'evento il ristoratore Gio Bastianici, che è 72esimo per la cronaca. Mentre nella notte la gara continua, le auto sfrecciano già altrove tra ali di pubblico che attendono il passaggio di una corsa che, oltre a essere la più famosa tra le gare storiche su strada, è anche quella che conserva più di tutte il fascino della gara, che si gioca sulla bravura dei piloti oltre che sulla bellezza delle vetture.